Salve a tutti, vediamo ora come calcolare l'integrale di una funzione razionale fratta il cui denominatore è di secondo grado e ha discriminante delta positivo, quindi ha due zeri reali e distinti. Ma prima vediamo una cosa che in realtà vale, che bisogna fare per l'integrale di qualsiasi funzione razionale fratta, non solo in questo caso. Allora, questo se il grado del numeratore è maggiore del grado del denominatore, come succede qui. In questo caso, per poi calcolare l'integrale, bisogna fare la divisione dei polinomi. Bisogna dividere questo polinomio al numeratore col polinomio al denominatore. Ho spiegato in un altro video come si fa la divisione tra polinomi. Comunque, si fa la divisione, si ottiene un quoziente e un resto. Il resto ha grado che è comunque inferiore del grado del denominatore che avevamo qua. Quindi questo, se noi parliamo appunto di funzioni razionali fratte in cui il denominatore ha grado 2, il resto avrà grado 1 o 0, cioè il grado 0 è una costante. Ok, quindi questo dobbiamo farlo sempre, nel caso il grado del numeratore sia maggiore. E una volta trovato il quoziente resto, cosa facciamo? Scriviamo la nostra frazione di partenza come la somma del quoziente più il resto fratto il denominatore che avevamo all'inizio. E visto che ci usiamo la proprietà degli integrali, per cui facciamo l'integrale del quoziente, che è 2x meno 1, più l'integrale di cosa? Il resto fratto il denominatore che avevamo all'inizio. Allora, calcolare l'integrale di un polinomio è molto facile. Qui nel caso vediamo 2 si porta davanti l'integrale di x è x al quadrato mezzi meno l'integrale di 1 è x, qua si semplifica, abbiamo x al quadrato meno x più sempre la costante. Va bene, e quindi dobbiamo fare sempre questo per avere all'inizio l'integrale di un polinomio che è facilissimo da calcolare. E quindi alla fine in realtà dobbiamo ridurci a calcolare l'integrale, questa è la parte difficile, l'integrale di un polinomio il cui numeratore ha grado 1 oppure 0, se appunto stiamo trattando il caso in cui il denominatore ha grado 2. Ok. Adesso nello specifico in questo video trattiamo il caso in cui il denominatore non solo ha grado 2 ma ha discriminante delta positivo. Quindi adesso vediamo adesso di calcolare questa integrale qua. Quindi dobbiamo calcolare questa integrale e adesso calcoliamoci gli zeri del polinomio al denominatore, quindi poniamo questo denominatore uguale a 0. In questo caso questa equazione si può dividere con 2, si fa sempre per calcolare con numeri più piccoli. Va bene, abbiamo x4 meno 5x più 6 uguale a 0 e poi si calcolano le soluzioni con la formula per le equazioni di secondo grado e troviamo che gli zeri di questo polinomio sono 2 e 3. Ok, conoscendo gli zeri noi possiamo scomporre il polinomio al denominatore. Dobbiamo avere davanti il coefficiente di x al quadrato che è 2 per x meno la prima soluzione per x meno la seconda soluzione, quindi x meno 2, x meno 3. Abbiamo scomposto questo polinomio al denominatore. Adesso il nostro polinomio qui scomposto, questa è l'idea per calcolare l'integrale. Questo si potrà sempre scrivere come un valore a fratto x meno 2 più un valore b fratto x meno 3. E adesso quello che ci serve è determinare a e b. Quindi adesso qui dobbiamo mettere a denominatore comune. E non solo a denominatore comune, perché sarebbe x meno 2 per x meno 3. Mettiamoci anche questo fattore 2, cioè in modo che il denominatore sia completamente identico a questo. Perché? Perché poi confronteremo le due espressioni, quindi il denominatore deve essere uguale. Allora questo a va moltiplicato per 2 x meno 3 e questo b va moltiplicato per 2 x meno 2. Vabbè, adesso qua calcoliamo, moltiplichiamo con le parentesi
moltiplichiamo le parentesi e riordiniamo in base a x. C'è un qualcosa che moltiplica x più un qualcosa che non contiene x. Perché? Perché adesso possiamo benissimo confrontare questa espressione con questa espressione. I denominatori sono identici. Allora guardiamo i numeratori. Qui abbiamo 8x, qui abbiamo questa parentesi moltiplica x, quindi questa parentesi sarà uguale a x. 2a più 2b, no scusate, questa parentesi sarà uguale a 8. Ok, 2a più 2b è uguale a 8, perché confrontiamo le due espressioni, devono essere uguali, e meno 6a meno 4b è uguale a meno 14. Boh, adesso nello specifico in questo sistema ci conviene qua semplificare, qua dividere con 2, qua dividere con meno 2. Vabbè, e troviamo questo sistema a più b è 4 e 3a più 2b è uguale a 7. Questo è un sistema semplice di due equazioni lineari in due incognite e quindi insomma si può risolvere abbastanza facilmente. Qui l'ho risolto col metodo di sostituzione, ho preso b che è uguale a 4 meno a e l'ho inserito nella seconda equazione, poi si va a moltiplicare, semplificare e troviamo che a è uguale a meno 1 e poi b lo troviamo da questa espressione e allora abbiamo trovato a e b. Quindi, come ho detto, il nostro polinomio, la nostra frazione che stava sotto l'integrale è uguale questo più questo, adesso abbiamo trovato finalmente a e b e allora possiamo inserirli qua. Allora l'integrale della nostra frazione, qua mettiamo al posto di a meno 1 su x meno 2 e qua 5 su x meno 3 e lo facciamo come somma di integrali, no? Per la proprietà possiamo integrare una somma e la somma di integrali. Ok, adesso questo meno 1, queste costanti le posso portare davanti, questo meno 1, un meno 1 e moltiplica davanti, ho scritto semplicemente meno, integrale di 1 fratto x meno 2, questo 5 porto davanti, integrale di 1 fratto x meno 3. E adesso questi si possono calcolare direttamente con la formula per integrali, integrale di derivata di f fratto f, cos'è? Uguale al logaritmo naturale del valore assoluto di f più sempre una costante. Ok, allora dobbiamo vedere se abbiamo questa derivata al numeratore, però la derivata di x meno 2 è 1, la derivata di x meno 3 è anche 1 e sopra abbiamo 1. Se fosse stata un'altra costante avremmo potuto metterla e anche moltiplicare con l'inverso, tirarlo davanti. Cioè, se dobbiamo solo mettere una costante qua dentro l'integrale non è un problema. Allora, quindi questo lo sappiamo calcolare, dobbiamo ricordarci i coefficienti, qua è meno 1, meno logaritmo naturale di valore assoluto di x meno 2, più 5 logaritmo naturale valore assoluto di x meno 3, più costante. E quindi abbiamo calcolato finalmente questo integrale. Il nostro integrale iniziale era questo, ma facendo la divisione ai polinomi l'avevamo scritto come integrale di un polinomio più l'integrale di questo che abbiamo appena calcolato qui. Quindi integrale di questo polinomio abbiamo calcolato prima, comunque molto facile, x al quadrato meno x, e integrale di questo l'abbiamo calcolato qua, meno logaritmo naturale valore assoluto di x meno 2 più 5 logaritmo naturale valore assoluto di x meno 3 più costante. Quindi abbiamo calcolato l'integrale di partenza. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.